Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Incendio nell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, il rogo si sarebbe sviluppato in due locali adiacenti al Terminal C, panico tra i passeggeri in fuga ma non si registrano feriti. Lo scalo rimarrà chiuso fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. L'AFA non dà tregua, mercoledì nuova impennata delle temperature, attivo 24 ore su 24 il numero di telefono della protezione civile. A Palermo la spiaggia di Mondello presa d'assalto, bevande e brezza marina per fronteggiare la calura. Emergenza incendi, le linee guida del ministro Musumeci, arrivano 160 milioni per la messa in sicurezza dei piccoli comuni. Fiorello in difesa della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, lo showman dice no alla chiusura, anche il sindaco De Luca pronto a dare battaglia. Il calcio, goleada del Palermo nel primo test precampionato, apre le danze Brunori, buone indicazioni da Vasic e Insigne. Ancora ben trovati da Sicilia 24. Alle 23:29 di ieri la prima chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. L'allarme arrivava dall'aeroporto di Catania. Fiamme si sono sviluppate, da lì naturalmente il fuggi generale dei passeggeri, tanto panico, tanta paura. I Vigili del Fuoco si sono subito messi all'opera, non si registrano feriti, nel giro di poche ore il rogo è stato spento, ma certamente le conseguenze saranno importanti per noi. Proprio all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania c'è il collega Orazio Longo che ha seguito da questa mattina presto tutto e ci colleghiamo con te, Orazio, per la situazione. Buongiorno Roberta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete dietro le mie spalle i danni di questo incendio che ieri sera alle 11:30 è divampato qui al piano terra del Terminal A, il terminal degli arrivi e delle partenze. Alle 23:29, come dicevi, c'è stata la chiamata ai Vigili del Fuoco, sono subito intervenuti, ma in soli 2 minuti l'incendio si è propagato in gran parte del pianterreno del Terminal A, coprendo completamente di fumo nero e tossico tutta l'area dell'aerostazione. Sono esplosi i vetri, c'è il pavimento tutto completamente coperto da una fuliggine nera anche cancerogena. All'interno dell'aerostazione c'erano diversi passeggeri, in particolare c'erano i passeggeri del volo che doveva andare a Casablanca, un volo internazionale che doveva andare a Casablanca e che sono stati fatti uscire fuori dall'aeroporto. Chiaramente c'è stata molta confusione e anche tanta paura tra quelli che sono i passeggeri che erano presenti all'aerostazione. L'aeroporto rimarrà chiuso fino a domani, fino a dopodomani, fino a mercoledì alle ore 14. In questo momento le compagnie aeree stanno cercando di riproteggere i passeggeri che hanno perso i numerosi voli, che stamattina chiaramente siamo a luglio, piena estate, quindi tanti turisti vanno e vengono da Catania e li stanno riproteggendo in altri aeroporti, da Palermo a Comiso, ma capirete bene che la situazione è abbastanza complicata perché sono davvero tantissimi. In molti hanno scelto anche un autobus, stamattina anche molte file qui ai terminal delle compagnie di autolinee per raggiungere anche Roma via autobus e poi da lì spostarsi con gli aerei. Come dicevi tu, tanta paura ieri sera, ma fortunatamente l'incendio è successo ieri sera e non questa mattina, dove probabilmente insomma i danni sarebbero stati diversi. Grazie a Orazio Longo, che naturalmente continuerà a seguire per le prossime edizioni dei nostri telegiornali questa situazione delicata che si è verificata all'aeroporto di Catania. Noi a questo punto andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci occupiamo del caldo, il grande caldo che già stiamo percependo, ma certamente tra mercoledì, a partire da mercoledì prossimo, le temperature si alzeranno ulteriormente e dunque si parla di più 7 gradi rispetto a quelli attuali. Sono stati attivati i centri operativi della Protezione Civile con un numero attivo H24, ci dice tutto Natale Bruno. Nell'estate bollente che ci fa boccheggiare c'è un numero da ricordare, l'800 840 840.
È il numero verde della Protezione Civile, serve per le emergenze, in questo momento per tutto ciò che ruota attorno al caldo. Qui siamo nella sede catanese e l'operatrice è letteralmente attaccata al telefono. Questa mattina sono state un paio le chiamate. Cosa vi chiedono? Ma chiedono per lo più come comportarsi, soprattutto le persone anziane o chi assiste loro, di dare acqua sufficientemente in modo tale che vengano reidratate. Oggi a mezzogiorno a Catania il termometro è fermo sui 34 gradi centigradi. Qual è la situazione meteorologica? Più mitigata la temperatura rispetto a quello che erano le previsioni di carattere nazionale. Con la nostra mitigazione fa parte anche di questa doppia situazione in cui siamo all'interno tra la montagna e il mare. Però mercoledì prossimo abbiamo una parte di queste temperature che provengono dalla parte sahariana, di conseguenza ecco il perché dobbiamo organizzarci seriamente. Più 7 rispetto ad oggi, questo è quello che sono le previsioni ad oggi. Le raccomandazioni in questo caso per anziani e sofferenti sono sempre le stesse: evitare sbalzi di temperatura. Altri consigli anche sull'abbigliamento, per esempio, non mettere cose sintetiche, utilizzare cotone o lino o quant'altro possa rinfrescare. Negli ambienti, ovviamente, laddove c'è la possibilità, utilizzare ventilatori, condizionatori, ma queste sono già cose che comunque sappiamo, però è bene anche ogni tanto ricordarle. Oltre al numero verde è possibile chiedere aiuto ai consigli alla Protezione Civile di Catania grazie allo 095 48 00 00. Ieri città da bollino rosso, le spiagge sono state prese d'assalto e c'è chi ha provato naturalmente con bevande o con la brezza marina a difendersi dal caldo. È andato per noi Marco Gullà. Una nuova ondata di caldo eccezionale causata dall'avanzamento dell'anticiclone africano. C'è anche Palermo oggi nelle città da bollino rosso, assieme a Catania e Messina, un caldo intenso e diffuso che secondo gli esperti si estenderà a buona parte della prossima settimana e che manterrà valori oltre la media anche nelle ore notturne. E in una giornata di grande caldo, quale può essere l'accorgimento migliore? Sicuramente andare a mare. Siamo stati quindi a Mondello, spiaggia da tutto esaurito. Cerchiamo di resistere al caldo, tutto qua. A casa come forse è meglio stare fuori? Meglio fuori, perché a casa neanche col ventilatore uno riesce a risolvere i problemi del caldo. Per alcuni bagnanti la giornata oggi è meno calda di ieri. Oggi è una giornata meno calda rispetto alle altre giornate che ci sono state. Col mare, la doccia, anzi con l'aria di mare, bene o male c'è fresco, non si soffre il caldo. Come trascorrerà la giornata oggi tutto il giorno a mare? Sì, più o meno fino alle 6 e poi a casa. Tutto questo proprio caldo, anche se suona fresco, non si vede, non si sente pure. Trascorrerete la giornata oggi a mare? Sì, bravo. Poi chi, nonostante sia a pochi metri dal mare, preferisce fare altro. Oggi niente, perché io se vado a mare vado la mattina molto presto, avendo la fortuna di essere qui, avendo questa possibilità lo posso fare, sono una delle fortunate. E quindi mare niente, una passeggiatina di mattina e poi un cibo leggero, anche gelati. I condizionatori accesi per un bel pomeriggio, passeremo un po' così a rinfrescare la casa e niente, a rilassarci. Bibite e gelati per fronteggiare il caldo, ma non solo. La gente, gli italiani chiedono acqua, mentre gli stranieri aprono spritz già alle 10 del mattino. Quindi già sull'alcolico alle 10 del mattino? Alle 10 del mattino, specialmente i tedeschi, e ci sta perché sono in vacanza e quindi si godono la vacanza con un Aperol Spritz che poi non è super alcolico. Quindi è come se si bevessero forse un bicchiere di vino. Da domani l'ondata di caldo farà salire ulteriormente le temperature. In alcune zone dell'isola si sfioreranno anche i 45 gradi. Come sappiamo, argomento legato al grande caldo di questi giorni, ovviamente la piaga degli incendi. Abbiamo sentito il ministro per la protezione civile Nello Musumeci che ha annunciato finanziamenti per la sicurezza del territorio. Angelo Gagliano.
La tempesta di calore africano sta già investendo il Mediterraneo e la Sicilia. Con l'arrivo del grande caldo cresce anche l'allarme incendi. Per il ministro per la protezione civile Nello Musumeci la parola chiave è prevenzione. Fortuna ancora in questa estate non abbiamo registrato situazioni allarmanti. Tutto dipende non solo dal buon Dio ma anche dalla capacità nostra di saperci attrezzare. La prevenzione, quella non strutturale e quella strutturale. Le accortezze, il buonsenso, la prudenza sono elementi essenziali per non certo evitare le sciagure, ma per mitigarne gli effetti, per ridurre il rischio, perché il rischio zero non esiste. Il ministro Musumeci annuncia poi finanziamenti per la messa in sicurezza dei territori dei piccoli comuni. Abbiamo già ieri presentato il bando per dare 160 milioni ai piccoli comuni che vorranno presentare progetti, speriamo, contro il dissesto idrogeologico o per il consolidamento delle infrastrutture in termini antisismici. Oggi la priorità si chiama sicurezza del territorio, che è un diritto alla vita prima di ogni altro ragionamento. E il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha ribadito a Catania il ruolo chiave che la Sicilia potrà avere nello sviluppo dell'Europa verso sud. Ha autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics. Marco Carli. Il ruolo chiave della parte meridionale dell'Europa è dunque dell'Italia e della Sicilia. Ne ha parlato a Catania il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Si parte dal piano Mattei, che rappresenta un ponte fra il nostro continente e l'Africa. Sia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, il gas e in futuro anche l'idrogeno verde, che servirà a noi, ma attraverso di noi anche all'intera Europa, perché i gasdotti e i gassificatori faranno dell'Italia l'hub del gas europeo. La connessione fra l'Italia e dunque fra la Sicilia e l'Africa passa dal digitale. Urso intanto ha autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics, previsti 18 milioni di investimenti per nuovi strumenti informatici. In questi giorni abbiamo firmato un accordo di innovazione per sviluppare qui una particolare tecnologia informatica per le smart city, ma altri ne seguiranno e io ritengo che nei prossimi anni la Sicilia possa diventare il polo di sviluppo principale in Italia e tra i primi in Europa per quanto riguarda l'economia digitale e l'economia green. Il ponte di Messina, ribadisce Urso, è la possibilità in più legata a questo sviluppo verso sud per mantenere nella nostra isola i giovani più validi, insieme al ruolo che l'Italia reciterà nel 2024. Il prossimo anno presiederemo il G7 per tutto il 2024 e quindi i grandi eventi del mondo si svolgeranno in Italia. E in questo contesto, e non a caso, l'abbiamo identificato anche con la costruzione del ponte di Messina, la Sicilia è centrale in questo sviluppo perché il Mediterraneo è tornato centrale, perché il piano Mattei fa del Mediterraneo il ponte naturale e quindi dell'Italia e della Sicilia tra l'Europa che deve svilupparsi, che può svilupparsi solo al sud e appunto l'Africa che è il continente che sta qua davanti. E adesso torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, collegandoci peraltro con l'aeroporto di Catania. Vincenzo Bellini, l'incendio che ha colpito la struttura, un incendio che è iniziato praticamente alle 23:30 di ieri sera. Il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, ha seguito questa vicenda trascorrendo praticamente la notte in aeroporto. Ci colleghiamo proprio con il sindaco di Catania. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, un racconto sicuramente intanto da parte sua di quella che è stata questa nottata particolare all'aeroporto. Ma io sono stato avvisato alle 2:15 dalla nostra protezione civile, sebbene nessuno mi avesse chiesto, ho avvertito il bisogno di andare lì non perché certamente potessi dare una mano a risolvere i problemi, ma perché ho ritenuto che comunque far sentire le istituzioni vicine fosse anche un segnale che potesse dare conforto a chi in quel momento stava patendo un disagio e nello stesso tempo a chi stava provando a risolvere questo disagio. Ho subito riscontrato l'attivismo non solo della protezione civile ma anche di tutti quanti i tecnici e funzionari SAC presenti, nonché degli altri operatori delle forze di polizia e dei vigili del fuoco
sono attivati tutti con tempestività. Purtroppo però rimane il grave problema che è stato già messo in evidenza e che non so per quante ore ci porteremo avanti con i disagi conseguenziali, perché in questi casi diciamo che il dilemma principale è quello di non riuscire a dare risposta all'utenza che vorrebbe giustamente sapere quando possono ripartire, quando possono finalmente raggiungere la destinazione, o quella ultima o quella per cui stavano cominciando una vacanza. E noi non possiamo assolutamente, per noi intendo noi tutti, non possiamo dare risposte, perché bisogna rimodulare tutto l'operativo dei voli, bisogna parlare con le compagnie aeree, fermo restando che stiamo parlando però di un settore in cui alla fine i corridoi aerei sono quelli, gli aeroporti sono quelli, gli aerei sono quelli, gli slot sono quelli, quindi non è che improvvisamente si dice ok, allora prendiamo 50 aerei in più e risolviamo il problema. No. Siamo però tutti quanti consapevoli che dobbiamo compiere il massimo sforzo per ridurre quanto più possibile queste criticità. Ecco, Sindaco, si ipotizza la riapertura, così è stato comunicato dallo scalo, alle 14 di mercoledì prossimo, quindi le ripercussioni anche per il flusso in entrata dei turisti sulla città saranno importanti, oltre che naturalmente per chi deve partire. Mi sembra di capire che voi siete a disposizione anche per un coordinamento su questo fronte. Assolutamente sì, aggiungo anche che io sarei la persona più felice del mondo se riuscissimo a rispettare quella scadenza che è stata data per adesso, perché quando parliamo noi di polveri, quando parliamo di fumi, è chiaro che non possiamo stabilire con certezza quando riusciremo a risolvere questi inconvenienti. Certo. Come avete evidenziato voi nel servizio, parliamo di polveri cancerogene, certo. Quindi è chiaro che dobbiamo essere certi dell'assoluta bonifica dell'area. Bene, Sindaco, noi la ringraziamo naturalmente per la sua disponibilità. A presto. Buona giornata. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo con la seconda parte di Sicilia 24. Seconda parte di Sicilia 24, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Mark Rutte hanno strappato il sì del presidente Kais Saied al memorandum d'intesa con l'Unione Europea, imprimendo così una svolta alle politiche della dimensione esterna della migrazione, facendo da apripista ad altri possibili accordi. Il memorandum è un modello di partenariato con i paesi del Nord Africa, ha esultato la Presidente del Consiglio italiana. I 5 pilastri del memorandum: assistenza macrofinanziaria, relazioni economiche, cooperazione energetica, migrazione, contatti tra le persone, ricalcano la strategia della Commissione. E intanto continuano gli sbarchi per quanto riguarda appunto l'isola di Lampedusa, dove dopo il soccorso di 8 barchini sono approdati complessivamente 287 migranti. Ieri in 24 ore con 28 imbarcazioni ne erano arrivati 1149. Noi cambiamo decisamente pagina con un appello che arriva da un personaggio illustre dello spettacolo, Fiorello, che ha a cuore il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina. Il servizio. Ho visto mamma, ho visto papà contenti nonostante insomma, la loro vicissitudine con i loro bimbi. E quindi vedere i genitori sereni di sapere che i loro figli sono in buone mani è una cosa bellissima. Qualche mese fa era intervenuto dai microfoni di Viva Rai 2 per denunciare il rischio di smantellamento della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Rosario Fiorello, in questi giorni in vacanza proprio tra La Perla e le Togliani, non ha perso l'occasione per rilanciare l'allarme sul futuro del centro di eccellenza taorminese. Lo ha fatto via social, ma anche andando personalmente a visitare la struttura che da un decennio in convenzione con il Bambino Gesù di Roma è diventato un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria. Accompagnato dal primario Sascia Cati ha fatto il giro dei reparti, parlato con i bambini, con i parenti e con i medici. Fiorello ha ascoltato le loro storie, ha raccontato l'umanità che si respira nei reparti del San Vincenzo, non solo di cardiochirurgia pediatrica ma anche del pronto soccorso, l'unico della zona ionica, e della rianimazione. Questo centro deve rimanere qua, così sarà, noi lotteremo per questo affinché
non cambi nulla di quello che c'è in questo posto veramente professionalmente altissimo, veramente. Il futuro del San Vincenzi di Taormina è al centro del dibattito anche politico. La convenzione con il Bambin Gesù è stata allungata con una proroga tecnica sino al 31 gennaio 2024, ma la presenza adesso di quella al Civico di Palermo ne mette a rischio l'esistenza, perché nell'isola non possono coesistere le due strutture di eccellenza, a meno che il Ministero non le autorizzi, utilizzando il bacino di utenza della Calabria, ma occorre verificare se il Presidente Occhiuto darà il suo benestare. A Taormina intanto anche il sindaco Cateno De Luca è pronto a dare battaglia, ha già avviato un'analisi sul progressivo depotenziamento del presidio ospedaliero che negli ultimi 10 anni ha subito la chiusura di molti reparti, ed è pronto anche ad iniziative clamorose se il centro di cardiochirurgia pediatrica dovesse essere chiuso. C'è un'altra pausa, torniamo in chiusura con il calcio. Ultima parte del nostro telegiornale. Segnali incoraggianti per il Palermo, 12 gol in amichevole nel primo test che si è giocato recentemente. Molto bene Vasic, Brunori e Insigne. Sul mercato per il ruolo di terzino sinistro c'è anche l'idea di Frabotta, ma ci dice tutto Marco Gullà. Ovvio che il test è poco attendibile per la valenza dell'avversario. Una vittoria però con tanti gol alla prima amichevole è sempre un buon modo per iniziare la stagione. Il Palermo ha messo in campo quello che ha preparato durante la settimana di ritiro a Ronzone e i segnali sono incoraggianti. 12 gol alla Bassa Anaunia che milita nel campionato di promozione. I rosa hanno segnato 12 gol, alcuni dei quali molto belli perché arrivati dopo combinazioni studiate in allenamento o per giocate individuali. Sugli scudi Vasic, autore di una tripletta, ma ha regalato spettacolo anche Insigne. Il primo gol dei siciliani non poteva che portare la firma di Matteo Brunori. Eugenio Corini nel primo tempo ha provato il 4-3-3, quello che dovrebbe essere il modulo di riferimento per la prossima stagione. Nella ripresa invece spazio a un 4-4-2 ibrido, in rete anche Mancuso, duttile ed efficace Pietro Ceccaroni. Il mister sta provando varie cose, vari moduli, vari metodi di impostazioni. Non ho una preferenza, mi piace sia giocare a 4 che a 3. Sì, il terzino l'ho fatto l'anno soprattutto in B con Dionisi a Venezia. Mi sono trovato bene, magari ho diverse caratteristiche rispetto ad Aurelio che c'è in questo momento. Sono un giocatore un po' più difensivo, però dove il mister deciderà, se deciderà di schierarmi, io sono a disposizione. Ma sulla sinistra l'ultima idea porta a Frabotta, esterno di proprietà della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato nel Frosinone. Il Palermo ci prova, rimangono sullo sfondo le piste che portano a Dichiara, Beruatto, Corrado e Martello. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio tra poco con Buongiorno Sicilia. Insieme a Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano vi auguro un buon proseguimento di giornata.